Eccolo qui, il centro di gravità che spera di diventare permanente a Bassano. Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana seduti allo stesso tavolo, dove però, fateci attenzione, c'è ancora spazio per accomodarsi prima che parta a pieno regime il laboratorio del centrodestra. Eh già, perché questa nuova entità politica è sì una coalizione, ma come hanno precisato i diretti interessati, vuole essere concepita come laboratorio di idee e di confronto, con la benedizione dei vertici provinciali e regionali. La Lega entra dentro questo contenitore ovviamente come regista, assieme ovviamente agli altri partiti, un progetto che comunque è aperto anche ad altre realtà politiche. Un progetto secondo me molto importante per la città e che secondo me potrebbe anche andare fuori dalla città di Bassano con altre realtà. Ma se al tavolo, come detto, c'è ancora posto per, chissà, Italia Viva o altre liste civiche, resta da capire chi si siederà a capotavola, insomma, chi sarà il candidato sindaco del Grande Centro. Il mio partito mi ha candidato come candidato sindaco, io ho accettato e chiaramente ero da solo, eravamo da soli e quindi avevo la maglia numero 9 di Goleador. Adesso sono entrato in un gruppo, faccio parte di un gruppo con altre realtà politiche, quindi ho la maglia numero 9 ma anche la maglia numero 10 di regista. Come partito abbiamo un'indicazione precisa sul nome, però come Lega non abbiamo mai messo veti su nessuno, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, si tratta di una trattativa serena tra gruppi politici e nel giro di 15 giorni ovviamente il candidato sindaco verrà presentato. Il nome caldo in casa Lega è noto da tempo, Nicola Finco, anche perché oggi alla conferenza di presentazione lui c'era, mentre non si è vista Elena Pavan, che pure è sindaco Lega, ma che evidentemente non parteciperà alle attività laboratoriali. Elena Pavan, ancora donna Lega, è una nostra militante, la porta al sindaco uscente ovviamente è aperta anche appunto per le progettualità che devono essere condivise. Esprimeremo una figura di sintesi che porti le idee di tutti, senza limarci o piallarci pur di arrivare al potere, non è quello, è trovare una sintesi alta. E Fratelli d'Italia? Ecco, l'impressione è che alla porta del Grande Centro loro non busseranno nemmeno, forse perché nessuno gli aprirebbe.